ragazzi, come va? Tutto bene? Volevo dirvi una roba, no? Se ne è parlato tempo fa sul discorso dei camionisti che non si lavano, che puzzano, no? Girava questo video di un influencer molto famosa che ci mangia su queste cose qua, perché naturalmente poi deve provocare, no? Anche se, ragionandoci un attimo, sono cose un po' dette anche comunemente dalle persone, no? Il fatto che i camionisti sono tutti puttanieri, i camionisti sono tutti arroganti, i camionisti non ti danno la precedenza, e potrei continuare, no? E i camionisti non si lavano, puzzano. Sì, mi viene da ridere perché sì, ce ne saranno sicuramente di camionisti che non si lavano, ma sono una piccola parte, ma veramente piccola, ragazzi, perché chi fa questo lavoro sa benissimo che noi camionisti siamo più puliti di tanti altri, perché il nostro lavoro, cioè, non ci impone, ma per noi è normale lavarci, stare puliti, anche perché se andiamo nelle aziende che spuzziamo, siamo sporchi, non è il massimo, no? Ma a parte anche le aziende, anche per noi personalmente, anche stare sul camion, siamo su queste 4 lamiere qua, e se ci mettiamo anche a puzzare non è il massimo, no? Ecco. Sì, dopo dipende anche dal tipo di lavoro che fa il camionista. Io faccio frigorista, quindi bene o male non faccio tanta fatica come quelli che usano le centine, no? Che stanno fuori d'estate, eccetera. Però insomma un minimo. E come dicevo sempre, i camionisti che puzzano. Io quando vado in autogrill io sento puzzare sì le persone, ma non i camionisti. I camionisti sono quelli che proprio quando passano senti proprio il profumo, senti che sono lavati. C'è tanta altra gente che non si lava, e forse quella gente lì che non si lava va a dire che i camionisti puzzano, perché c'è tanta invidia in sto mondo qua, veramente. Cioè uno si comporta bene e gli viene dato contro, come per tante altre cose. Non sto parlando solo a livello igienico. Quindi io non puzzo, voi camionisti puzzate.